E di decine di milioni di euro la conta dei danni del maltempo che nella giornata di ieri ha colpito alcune aree del Friuli Venezia Giulia. La stima precisa sarà possibile soltanto dopo il 24 luglio, termine ultimo per l'invio da parte di tutti gli enti coinvolti dall'evento meteo avverso della richiesta contenente i danni rilevati sul loro territorio. A quel punto, si è appreso dall'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi, si valuterà in maniera completa il tipo di impatto che ha avuto il territorio e si deciderà se inoltrare la richiesta di stato di emergenza nazionale per ottenere delle risorse dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Per quanto riguarda l'emergenza regionale dichiarata con 550.000 euro messi subito a disposizione, si andrà a intervenire per le urgenze. Già da ieri sono state incaricate svariate ditte per la rimozione degli alberi e il ripristino della viabilità. Monitorata anche la situazione del condominio sfollato a Tor Viscosa. Permangono sui territori maggiormente colpiti le squadre comunali di protezione civile per terminare le opere di pulizia e messa in sicurezza. Nella notte è continuato il monitoraggio, ma non ci sono state code di maltempo né attivazioni di nuove squadre di volontari.